Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal commentario veneziano, siamo in Russia, ci colleghiamo al video precedente e andiamo, rock and roll. Dopo le qualifiche disastrose in gara possiamo fare molto meglio, la Russia è una gara favorevole, io ve lo dico. E andiamo. Vai Kuma, devi spingere come un porco in calore, dai Kuma. Sarà una gara secondo me anche piena di ritiri, incasinata. Una gara difficile la gara di soci. Adesso devo buttarmi come non ci fosse un domani e sperare. Bravo. Nona posizione, perfetto. Adesso cerchiamo di non tagliare troppo perché facciamo di superare. Perché dopo con la macchina più lenta mi viene un po' da chiuderli, ma non si può. Bella, 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 bravo. Blau job, Kuma, blau job. Dai, adesso cerchiamo di recuperare qualche altra posizione. Stiamo con Michele elevata per almeno 1 o 2 giri. Proviamoci. Tanto attenzione, è successo di tutto 18. Mamma mia. 4 ritiri in un secondo. Forse esce la safety car, chissà. Fino alle prime 3 gare non si è vista, staremo a vedere. Sicuramente incidente pesante. 4 ritiri nel primo giro. Tante monoposto coinvolte. Staremo a vedere. Ci sarà subito la safety car in pista. Mamma, qua esagero. Dai, dai, che questa è una gara favorevole, cazzo. Possiamo arrivare anche nella top 5. Buono. Dai che Pippo Massa è nostro. Dai che Pippo è nostro. Dai che Pippo Massa è nostro. Questa è una gara che basta un errore. Qua poi i danni avete visto sono mostruosi. Il primo danno, ciao. Vai come spinge a fondo. Comunque safety car non in pista. Forse i detriti li hanno levati subito. Complimenti ai commissari russi. Dopo la squalifica per doping della Sharapova, anche lei è qua a fare la commissaria. Però lei sistema i cazzi, altro che i danni, i detriti. Concentrati come non pensare alla figa, cazzo, almeno su Formula 1. Niente, non riusciamo a prendere Pippo. E siamo là, siamo vicini a Pippo. Si vede che è comunque un passo gara migliore perché stiamo comunque, non siamo lontani dai big, ecco. E comunque abbiamo preso un po' di posizioni da Ricciardo, perfetto, bravo Kuma. Tanto 16 ha tentato altri 2 ritiri intanto. Altri 2 ritiri. Ma comunque niente safety car, pazzesco. Una cosa molto curiosa. Mentre i commissari russi sono i migliori, bravi. Qua stiamo guidando bene però adesso, abbiamo preso Pippo ragazzi. Il Kuma oggi c'è. Grande sorpasso, il Kuma purtroppo su Formula 1 è discontinuo. Quando è una bella giornata fa grandi prestazioni, questo è un gran giro ragazzi, Buono, buono. Vediamo ancora un attimo la miscela elevata. Ecco, ma se ci supera non chiudiamolo. Ma non ritardiamo la frenata e te lo scaffiniamo in culo. Attenzione qua però, un po' larghi, meno male che non mi dà la penalità. Dai Kuma. Dopo magari ci becchiamo la Sharapova a fine gara, dai. Questa non presa bene questa. Infatti avrà sbagliato anche la successiva. Dai cuore comendiano, dai cuore comendiano. Ultimo giro miscela elevata e dopo si passa alla miscela normale perché sennò non arriviamo a fine gara. Piccolo errore qua che mi costa un parecchio. Ancora no, qua ho sbagliato io, proprio di brutto.
Ma Dio, bonsai. Dai, stiamo guidando bene, cazzo, però non possiamo fare ste stronzate, Dio santo. Non si può, non si può. Attenti qua, questa era quella che mi spaventa di più perché basta andare un attimo lunghi e hai rotto tutto. Sto giro l'ho fatto malissimo e ho straperso da quello davanti. Da Verstappen. Carburante normale. Comunque a livello esperto già per me è livello estremo, nel senso, poi cioè, con AS veramente. Va bene, stronzo. Finora non ci sono stati problemi di copyright, per fortuna, almeno questo. Ancora lungo qua. Ah, Dio mio, meno male che non mi dà penalità in questo punto le tracciate, però non devo smetterla perché dopo magari il computer decide che è penalità e me la dà direttamente al primo colpo. Piccolo errore qua. Comunque la mia sosta è prevista al sesto giro, ok. Perfetto. Occhio. Stiamo, non so, adesso dopo i primi 3 giri perfetti, o quasi, adesso facciamo più fatica. Infatti Verstappen se n'è proprio andato in maniera categorica. Insomma, se ci proverà sicuramente. Al momento teniamo ancora. Buono, buono. Ma non prendiamo certo la traiettoria migliore. Io proprio sento con le gomme morbide. Appena si usurano un attimo faccio una fatica su sto gioco. Devastante, guarda che roba. Non la tengo più. Dopo non so con la mod cosa hanno cambiato, forse con le gomme così, ma magari con la Mercedes senti meno l'usura gomme, con la la senti di più. A questo punto può essere anche questo perché, cazzo, veramente ho una difficoltà a tenerla in pista devastante. Attenzione a Pippo. E ci siamo noi. Buono, buono. Per il momento teniamo, finora duello corretto con Pippo. E non ho capito, ho messo troppo basso il volume, ma sono proprio un pirlotto però. Ok, sono preso qualcosa da Pippo. Stiamo già guidando meglio adesso, dai. È che faccio fatica a tenere tutti i giri consecutivamente a buon ritmo. Quello è il mio problema. Posso farne 3 belli, 2 brutti, 4 belli, 3 brutti. È così. È così purtroppo. Comunque parecchi litini all'inizio, ma safety car niente. Adesso non servirebbe adesso, cazzo. Servirebbe adesso. Occhio. Guarda che scodata. Sembra un MotoGP, cazzo. Quasi testa coda veneziano. Buono, buono, dai. Comunque stiamo ottenendo abbastanza bene. Anche se Verstappen veramente se ne è andato. Cioè, dai, dalle Red Bull, Mercedes e Ferrari sono imprendibili. Ce l'ho fatta in Bahrain, non so il perché, ma è dura. La prossima è sosta ai box per me, adesso vediamo però. Siamo quinti. Quinta posizione. Buono, questo l'ho fatta bene.
È un giro importante. Questo è un giro molto molto importante. Forse è meglio andare, sento la monoposto veramente cattiva. Sì, le gomme posteriori sono finite in maniera scandalosa. Massa mi ha ripreso, sì, box. Sosta e box per il piccolo Grosjean. E vediamo se riusciamo a mantenere la quinta posizione. La settima, scusate. Ecco Pippo Massa. Mamma mia, teniamo ancora. Devo andare in box assolutamente, finché non sento più la macchina. Sto guardando sulle uova. Eccola là, appunto. Non la tengo più. Però l'usura l'hanno aumentata secondo me con la mod, Sono quasi certo di questo. Ok. Carburante basso. Anche la Ferrari è pronta, la Williams chiaramente, Red Bull, tutti pronti siamo. Dai veloci però. Dai subito, dai. Davanti a Massa, davanti a Pippo. Davanti a Pippo e godo. Grandissimi. Strategia meravigliosa. E manteniamo tranquillamente la settima posizione in gara. Grandissimi. Ottimo lavoro del team Haas. E adesso dobbiamo solo difendere il tutto. No, miscela elevata, stronzo. Aspetta un attimo. Adesso qua non la cambio, però attenzione a Massa. Carburante normale. Cioè, chiaramente la safety car per esempio esce di più quando fa almeno il 50%, però il 50% mi diventa un po' lungo, cosa che vorrei fare su F1 16, però qua non vale la pena secondo me. Dobbiamo solo mantenere la settima piazza, sarà una lotta durissima perché la Williams è superiore chiaramente al team Haas, però questa è una gara per noi anche favorevole, poi chissà se c'è qualche ritiro davanti, come ho visto Hamilton che ci ha regalato il podio in Bahrain. Molto bene. Quindi insomma i colpi di scena ci possono sempre stare in ogni minuto. Ho rischiato di prendere il tabellone della Fly Emirates completo in faccia. Molto bene. Come concentration per cortesia. Altro giro andato. Sesto, attenzione, cosa è successo? Siamo sesti, qualcuno ha rotto. Bella, vedi? Ecco, visto ragazzi? Questi sono i colpi... No, adesso aspetta per guardare il radar, scusate. Questi sono i colpi di scena, signori. Non c'era nessuno in box, ho guardato il radar, la mappa apposta. Godo. Però non ci sono ritiri, non capisco. Ma qualcuno comunque ha subito qualcosa, eccoli qua i colpi di scena, siamo sesti. Però calma perché ho le due Williams dietro. Mi sono un po' emozionato, calma. Sono le due Williams Martini Racing. Mi possono spaccare il culo, raga. Questo può essere un risultato fondamentale, importantissimo per un team giovane come il Team Haas. Perché avere le Williams così vicine non mi piace. Dai piccolo Grosjean. No dai, su. Abbiamo dei punti dove riusciamo a guadagnare, altri dove perdiamo, come al solito. L'importante è non sbagliare, questa è l'unica curva che se sbagli è finita al 100%. Non c'è appello in quella curva,
Giro record di Nicolino Show 1.44,9 per Nicolino, raga. Mamma mia, che sei inventato, Nicolino. Fantastic, Nico, fantastic. Noi giriamo lenti però, Tanto Hamilton sempre prima il porco. Che sembra il nono giro di 13. Ma leggermente lunghi, però qua proprio non c'è penalità. Boh. Non è che non è considerato taglio, visto che qua sono rigorosi, comunque basta un taglietto per rompere il cazzo. Dai, vecchio cuore comendiano. Beh, finora non stiamo soffrendo, però. Stiamo andando via il culo alla Williams per il momento. Ecco, appena detto, Dio madonna. Comunque non stiamo rischiando nulla che Verstappen, veramente in una fuga senza fine. L'enfant prodigio della Formula 1. Ecco, ho appena detto le Williams sono tornate in corsa, ma Dio Cristo. Che caldo che ho, ragazzi, anche un caldo asfissiante. Oh, attenzione, sotto qualcosa. Ah, vabbè. Ah, ok, però non è lui ritirato, perfetto. No, per guardare di là. Mamma mia. Ah, ok, è stato un piccolo, meno male che non è successo nulla, ma io non ho proprio visto niente, sinceramente. Ho visto solo che mi sono un leggero contatto. Ma, vecchio, massa, se vuoi superarmi, superami. Va bene, questo giro è stato un giro di merda. Un giro da cioccolataio obeso. Scalda le gomme. Mamma mia, che gara, signori, qui in Russia. Un garone russo. Traiettoria abbastanza discutibile. È dura tenere. Pensa quando voglio fare il 50% nel 2016. Sono cazzi amari. Ma se non vado un po' lungo non sono contento. Ok, loro sono sempre là. Proveranno sorpasso. Ottimale. Ok, massima potenza per Pippo. Eccolo qua Pippo, noi teniamo questa traiettoria. Per il momento teniamo. Ma sarà durissima, manca ancora tanto, cazzo, manca ancora tanto in sto cazzo di circuito. È qua. Sempre al limite. Mamma mia. Dai che se arrivo a podio. Magari mi bombo la sciarapova, dai fioi, dai. Il ritmo che c'è 1,48 faccio, mamma. Tempo di merda. Sicuramente non l'ho presa benissimo, però dai, forse anche la Williams ha un po' il degrado gomme, speriamo. Speriamo, raga. Al comando Kimi. Prende il posto di Gigi e godo. Attenzione, Gigi è quinto. Attenzione, Gigi è quinto. Gigione è quinto, signori. Oddio, speriamo. Speriamo. Attenzione, quinto posto. Siamo quinti. Ancora grazie, Gigi. No. Calma. Ma vaffanculo, massa. Vabbè, ho sbagliato. Cioè, se sbaglio però, a me dispiace anche, ma se sbaglio non mi puoi venire addosso, vecchio.
Mamma mia, 12 monoposto sono rimaste. Negli ultimi giri sta succedendo il finimondo. Bottas mi supera, è anche di brutto. Contro sorpasso. Mamma mia che gara adesso. Quanti... Madonna, mai visto una roba del genere. Di solito a Monte Carlo può succedere, ma non è una gara normale. Finimondo, il finimondo. Però non è uscita la safety car, porca troia, peccato. Sarebbe servita tanto adesso, perché ormai è finita la gara, di solito gli ultimi giri non esce mai. Mamma mia che casino. Mi dispiace per Pippo, veramente, eccolo qua, tanto Bottas ci supera. Però se io faccio un testacoda o rischio di sbagliare e lui mi viene addosso sono anche cazzi tuoi, E contro sorpasso. Mamma mia, 2 giri alla fine. Adesso la sofferenza è massimale. Mi risupera ancora Bottas, non ce la faccio più. Purtroppo mi supera Valtteri, peccato. Insomma anche Perez dietro. Ah, vaffanculo. Bottas ne ha di più adesso. Valtteri ne ha di più. Peccato. È un bel quinto posto, top 5. Fanculo. E adesso inizia l'ultimo giro per noi, tra poco. Che gara ragazzi, mamma mia. Gara eliminazione proprio. Gara di soci molto molto pazzoide. Adesso inizia l'ultimo giro, purtroppo eravamo quinti, Dio Cristo, che stupidi che siamo stati. Miscela elevata, tentiamo l'ultimo giro. Sarà dura però, Proviamo a fare un giro perfetto, è una cosa molto difficile per noi, però proviamoci. Che Bottas mi ha fatto un sorpasso, poi mi ha umiliato, cazzo. Ma che freddi, che sbaglio, alla fine gara freddi. Ma dai. Niente, Bottas è in fuga purtroppo. Non rischiamo, dai, carburante normale, vaffanculo. Ma dai, comunque sesto posto perfetto, cioè, sono ritirate 10 macchine, però... Peccato perché eravamo quinti, e in quinto posto me lo godevo molto di più del sesto, sinceramente, perché il top 5 è sempre top 5, Ma vabbè, vince Kimi Raikkonen, è una sorpresa, incredibile. In gara eliminazione vince il finlandese della Ferrari. Veramente un evento più unico che raro. Ma attenzione, Perez recupera in quest'ultimo secondo, in mezza curva ha recuperato tutto. Per Hamilton secondo ritiro consecutivo comunque. È un campionato molto aperto, secondo me può vincere chiunque dei big. Vabbè, sesto posto, va bene, dai, come non ti incazzare, non ti lamentare troppo. Con Team Massa anche troppo. Buono. Bravo Kume, bravo Kume, bravo Kume. Andiamo a vedere la classifica. Ok, Raikkonen, Rosberg, Vettel, Verstappen, Bottas. Che bello, tutti i ritiri, eccoli qua. Allora, siamo settimi a 24 punti, in testa Nicolino Rosberg fa 79, poi Raikkonen, Hamilton, Verstappen, Vettel, anche lui indietro. Costruttori, siamo quinti, bene, bene, bene. Raga, un saluto dal comandone veneziano. Ciao!